bentornati sul nostro canale, sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi facciamo vedere un po' come siamo organizzati. Oggi giornata piovosa, quindi non proseguiamo con la vendemmia, ma ci dedichiamo a un po' di pulizie. In realtà abbiamo finito quello che è la vendemmia manuale, quindi quella vendemmia a mano un po' più impegnativa. Ci rimane circa una mezza giornata di vendemmia meccanizzata e per questo motivo, dato che oggi piove, siamo fermi con le raccolte. E dato che non ci serviranno più le casse per quest'anno, abbiamo deciso di andare a fare la pulizia delle nostre casse per la raccolta manuale dell'uva. Questa mattina abbiamo tirato fuori dal capannone il nostro Massey Ferguson con il muletto appunto che usiamo per la raccolta dell'uva, ma anche per il trasporto delle casse. Ovviamente in questo caso erano ancora sporche dalla giornata di ieri, che è stata l'ultima giornata di vendemmia manuale, e appunto l'abbiamo tirato fuori e ci siamo preparati per la pulizia delle cassette. Noi per fare questo lavoro ci troviamo bene a creare un paio di postazioni con delle cassette, in modo tale che poi ci siano sempre due cassette da pulire contemporaneamente, pronte a essere pulite. In questo modo chi usa l'idropulitrice può sempre lavorare in modo continuativo senza mai fermarsi, e in questo modo riusciamo a accelerare un po' i tempi. Abbiamo tutti i pacchi che ovviamente sono scesi dal muletto e andiamo a spacchettarli, quindi andiamo a dividere una cassetta dall'altra in modo tale che poi chi va a assistere l'operatore che usa l'idropulitrice possa poi lavorare con più tranquillità. Ecco, questa è la situazione in cui ci troviamo un po' adesso le nostre casse, quindi ovviamente sono reduci dalla vendemmia. Ogni sera comunque cercavamo di bagnarle e quindi tenerle un po' umide. Ovviamente adesso daremo una bella pulita, per cui passeremo da questa situazione a una situazione di estrema pulizia.
Ecco, allora ci manca l'ultimo pacco, più ovviamente quelle casse che abbiamo usato per creare le postazioni, quindi più o meno ci manca un quarto di lavoro, poco più, e poi abbiamo finito la pulizia delle casse. Adesso vi facciamo vedere una delle casse pulite, così vi rendete conto un po' del risultato che vogliamo appunto ottenere con questa pulizia. Ecco, questa è un po' la situazione che si viene a creare. Ovviamente adesso è ancora bagnata, la lasceremo gocciolare e poi si asciugherà nel capannone. Ecco, allora adesso abbiamo finito finalmente di pulire le casse, e dato che abbiamo un po' di tempo andremo a pulire il muletto, quindi la vaschetta dell'uva, quindi la vasca, quella di acciaio che usiamo appunto per caricare l'uva sui rimorchi, e poi vediamo di fare qualche altra pulizia. Ecco, allora adesso siamo andati a recuperare i Landini 13.000 col caricatore anteriore, carichiamo le casse pulite sulla benna in modo tale che poi le stocchiamo nel nostro spazio, in modo tale che stiano coperte e riparate per tutta la parte dell'anno in cui non verranno usate. Tra l'altro le useremo alcune per la raccolta di un po' di olive, ma molto meno insomma rispetto a quelle che usiamo per la vendemmia, e appunto le lasceremo stoccate in modo tale che poi per la prossima vendemmia saranno pronte per essere usate. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video. Avete visto un po' i lavori di pulizia, alcuni dei lavori di pulizia che si fanno a fine vendemmia. Vi lasciamo come sempre alcune schede qui in fondo, così recuperate qualche video se ve lo siete persi. Vi chiediamo sempre di iscrivervi al nostro canale se non lo avete fatto, e ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo video.